Ciao a tutti, oggi vi propongo una bella uscita al Forte Leone situato a Cimacampo. Partenza da Mellame, una frazione di Arsè. Il tragitto è di 34,5 km con un dislivello di 1030 metri. Si parte dal parcheggio del cimitero di Mellame, frazione di Arsè, e si comincia subito a salire. Attraversiamo il borgo, noto per essere la sede del monumento alla Madonna dell'Emigrante che vedremo più avanti. La salita è praticamente ininterrotta per circa 17 km, fatto salvo un breve tratto verso la fine. La pendenza media è del 6%. In alto a destra potete vedere la mappa del percorso e la posizione attuale. Se vedere l'intero percorso vi annoia, è possibile saltare alle varie parti attraverso i capitoli. Siamo al borgo di Rivai, frazione anch'esso di Arsè. La strada è buona lungo tutto il percorso, compresi gli ultimi 1,7 km che, seppur non asfaltati, sono di fondo ghiaioso compatto e senza troppe buche. L'insolazione va e viene, poiché la strada è in parte scoperta e in parte corre in mezzo ad alberi che la ombreggiano. Usciti da Rivai, la prossima tappa è Col Perer, distante 6 km e 420 metri di dislivello. La giornata è apparentemente bella, ma come vedremo dopo c'è foschia e la visibilità in lontananza è scarsa. Però il verde che ci circonda e il traffico scarso sono molto rilassanti. Facciamo una breve sosta. Non dovrebbe mancare molto a Col Perer. Ecco il cartello. E il borgo. Col Perer dipende amministrativamente dalla frazione di Rivai. Facciamo un'altra breve sosta prima di ripartire verso Malga Celado o Casera Celado, fa lo stesso, distante 4,4 km e 280 metri di dislivello. C'è una gran pace.
e siamo arrivati all'altezza di Malgacelago, a 200 metri sulla destra. Siamo a 1295 metri, ma ci fermeremo al ritorno. Ora proseguiamo per Forte Leone, distante da qui 3,3 km e 180 metri di dislivello. Siamo quasi arrivati alla deviazione per Forte Leone. Proseguendo sulla strada scenderemo verso Castello Tesino, ma noi tiriamo dritto. Da qui abbiamo 1,7 km di strada bianca e 120 metri di dislivello. Il fondo non è male, anche se percorrerlo con le ruote gonfiate per l'asfalto richiede un po' di attenzione, ma non abbiamo voglia di fermarci per sgonfiarle. E siamo arrivati al Forte Leone di Cimacampo. Proprio dove parcheggiamo le bici c'è un formicaio enorme con montagnole di aghi di pino, impressionante. Ma lanciamo il drone. Ci troviamo a un'altitudine di 1512 metri sul livello del mare e la visuale è a 360 gradi. Il forte è una struttura militare costruita tra il 1906 e il 1912 per coprire le mulattiere che portavano dalla Valsugana all'altopiano dei 7 comuni. Era provvisto di 6 cannoni da 149-35 in cupole girevoli in acciaio, altri 6 pezzi da 75-27 in casamatta in postazioni di campagna e 17 mitragliatrici. In realtà non venne mai usato perché fu tagliato fuori dalla linea del fronte in seguito alla ritirata di Caporetto. Come si vede, la struttura è tenuta molto bene, se ne occupa il comune di Arsiè. La Valsugana. Proprio sotto al forte la frazione Tezze del comune di Grigno. Enego 2000. Arsiè. Malgacelago. Ora torniamo verso Malgacelago, dove ci fermeremo per uno spuntino. Malgacelago, ottima posizione, vista stupenda anche se oggi, come dicevo, c'è foschia. Bene, è ora di tornare, per fortuna è tutta discesa.
di nuovo a Colperer. Di nuovo a Rivai. Più avanti ricordo un punto da dove si vedeva bene Mellame. Mi fermerò per fare una ripresa col drone. Questo è il punto, fermiamoci. Mellame dall'alto. Questo è il monumento alla Madonna dell'Emigrante, costruito nel 1968 e costituito dalla statua della Madonna che poggia sul mondo. L'arco rappresenta l'anello di una simbolica catena che lega l'emigrante al suo paese d'origine. Bene, il giro è quasi concluso. Riattraversiamo Mellame. Ed eccoci di nuovo al parcheggio. Speriamo che l'uscita vi sia piaciuta. Alla prossima!